Siamo giunti alla sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 4 anni, tutte femmine. Clorex, Charlize Run Moon, Claire Griff, Citrosodina Oil, Corsa del Nord, Clelie dei Daltri in prima fila, Cartagena Pax in seconda. Favori per Charlize Run Moon, Claudio Monte in sediolo numero 2. Macchina che accelera. Parte svelta, Corsa del Nord, e più svelta ancora è Clelie dei Daltri che si avvantaggia e va a condurre in poche battute nei confronti della stessa Corsa del Nord. Più indietro Clorex in terza posizione, mentre risale subito per corsie esterne Claire Griff. Claire Griff gradualmente si porta a ridosso dei primi, dopo 400 metri di gara va ad impegnare Clelia dei Daltri che si oppone. Intanto 29,5 per i primi 400 metri di gara con le prime due che prendono vantaggio. Claire Griff all'esterno di Clelia dei Daltri che difende la posizione alla corda. Claire Griff può accodarsi in seconda posizione ma forse preferisce rimanere all'esterno per caratteristiche, e lungo la corda sarà sotto Corsa del Nord con al largo Clorex che ha spostato a sua volta all'esterno, più indietro all'esterno Charlize Run Moon. E intanto se n'è andato il primo giro di gara con un altro 29,3 per la battistrada, chilometro coperto dalla testa in 1,14 secco. In vantaggio Clelie dei Daltri, all'esterno si impegna ancora Claire Griff, poi Clorex per corsie esterne e ancora Corsa del Nord. Cavalli a 400 dalla conclusione, ancora a condurre Clelie dei Daltri. Claire Griff che comunque si mantiene all'esterno, perde qualche battuta però. Corsa del Nord all'interno cerca di rientrare l'avversaria, completamento della curva finale per Clelie dei Daltri che entra lentamente in testa in dirittura d'arrivo, ultimi 120 metri di gara con Clelia dei Daltri in vantaggio, prova a spostare Corsa del Nord, Clelia dei Daltri un po' stanca, all'interno si lancia anche Cartagena Pax, finale con Clelia dei Daltri che salva ancora la vittoria nei confronti probabilmente di Cartagena Pax che finisce al secondo posto, e Clelia dei Daltri da estremo outsider con Carmine Piscuoglio viene a vincere questa sesta corsa all'Arcoveggio per il triplo di Carmine Piscuoglio, davvero scatenato nel pomeriggio. 3 vittorie per il giovane driver di origine campana. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Il numero 6 di Clelia dei Daltri, Cartagena Pax che finisce molto forte all'interno, ma la vittoria non sfugge a Clelia dei Daltri, percorso di testa vincente, quota di 41 a quota fissa, 25 al totalizzatore per Clelia dei Daltri. Carmine Piscuoglio al triplo in giornata per il raddoppio invece della scuderia Track dei Daltri e il raddoppio anche di Francesco Alessandrini come trainer.